Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi sono in collegamento. Finalmente siamo riusciti a realizzare questa diretta, questo collegamento con Elisa Fioravanti, che è una delle mamme del gruppo cittadino per la sicurezza sanitaria pubblica del Lido di Venezia e Isole. Ciao Elisa. Ciao Gwendalina. Adesso mi senti bene? Abbiamo risolto tutti i problemi? Chiaro, sì. Ecco, allora Elisa, per spiegare ai nostri radioascoltatori, oggi dobbiamo lanciare quello che è l'evento del 4 e del 7 settembre prossimo. Ma per lanciare questo evento che parlerà del documentario che è stato realizzato, che verrà appunto filmato, visto che siamo a Venezia, no? C'è la mostra del cinema, non poteva essere un incontro con un filmato, voglio dire, casca proprio bene a pennello, come si suol dire. A Venezia poi è la città più bella del mondo, e questo lo sappiamo tutti. E come volevo fare un attimo prima la fotografia, no? Come si vive come a livello di sanità pubblica nel contesto di Venezia, che sappiamo il traffico è via acqua soprattutto, più che via terra come in altre città. Ci fai un po' una fotografia e poi entriamo nel merito per far capire come sono nati questi due appuntamenti del 4 e del 7 settembre. Sì, allora io abito al Lido di Venezia e in Venezia centro storico c'è un ospedale, l'ospedale civile San Giovanni e Paolo, mentre al Lido di Venezia c'è il cosiddetto monoblocco, che è il distretto sociosanitario del Lido. In questo distretto c'è soltanto un punto di primo intervento per le gravi necessità, per le emergenze. Non c'è un pronto soccorso. Per il pronto soccorso bisogna andare a Venezia. Per arrivare a Venezia dal Lido, ma non soltanto dal Lido, ma anche da Pellestrina, da Burano, dalle altre isole, è necessario prendere un mezzo acqueo. Un mezzo acqueo che può essere un mezzo di trasporto pubblico oppure, in casi di grave emergenza, con una idroambulanza. Qui al Lido c'è un collegamento, un vaporetto che è attivo dalle 6 e mezza del mattino fino alle 11 e mezza di sera, lasciando scoperta tutta la notte, cioè durante la notte non c'è un servizio pubblico che ci porta all'ospedale. Quindi è necessario arrivarci o con un taxi acqueo, che costa molto, o con un mezzo, con un natante privato, ma non tutti ce l'hanno a disposizione, e poi oppure con una idroambulanza. C'è da tenere presente anche che attraversare una laguna durante l'inverno, con il freddo, con la pioggia, con la nebbia, crea ulteriori disagi, ulteriori problemi, tanto che l'idroambulanza finora, ad ora, non è abilitata a navigare durante forte nebbia e forti piogge temporali. Certo, tant'è che appunto mi spiegavi, tanto perché poi ci sono talmente tanti dettagli, no, della vita quotidiana in quel di Venezia che non sono appunto indifferenti ma importanti. E l'evento appunto del 4 e del 7, questo documentario intitolato Mai più, è frutto anche di una petizione che avete fatto, con la quale avete raccolto 4.000 firme che avete depositato in Regione del Veneto, no? Per fare questa campagna informativa, sensibilizzare e migliorare quello che è il sistema sanitario pubblico nel vivere appunto a Venezia. Ma torniamo indietro, tutto questo com'è nato? Cioè, da che punto, cos'è accaduto per il motivo per il quale si è arrivato a questi due eventi di campagna informativa, Elisa? Sì, tutto è nato in seguito alla seconda morte, per cui ci si chiede ancora se si poteva evitare, avvenuta al Lido recentemente. Seconda morte. Certo, scusami, non era per interrompere, ma era per far capire ai nostri ascoltatori che sono appunto
una tragicità per la quale sono ancora indagini in corso da parte degli organi competenti, no? Però è sufficiente perché la gente si è mobilitata, soprattutto i genitori anche, no? Perché tra l'altro siamo due mamme, quindi sensibili, insomma, se dovesse accadere ai nostri figli, no? Di mobilitarsi per il bene non solo nostro, ma di tutti i cittadini, perché la sanità, insomma, è un tasto che coinvolge tutta la cittadinanza, non solo di Venezia, ma voglio dire tutti noi esseri umani, no? E dicevi appunto questa seconda volta accaduta, purtroppo lo diciamo all'inizio dell'anno 2024, poi appunto si è partiti con una mobilitazione. Sì, diciamo queste, allora sono state 2 morti, una a fine dicembre e una a giugno, inizio giugno. È partita questa mobilitazione perché c'era la necessità di fare qualcosa, bisogna assolutamente cambiare la situazione. Cosa è successo? Che delle mamme hanno preso in mano la situazione, hanno formato un gruppo Facebook, un gruppo WhatsApp, al quale hanno aderito in pochissimi giorni, buongiorno, in pochissimi giorni hanno aderito più di 1000 persone. Questo perché questo gruppo WhatsApp? Perché c'era la necessità di consigliarsi, sentire varie voci per capire come muoversi. E da lì abbiamo deciso di fare questa petizione depositata, come dicevi tu, in regione, e a seguito di questa petizione abbiamo organizzato una manifestazione. Cosa abbiamo chiesto in questa petizione? Un servizio di continuità pediatrica, perché la guardia medica che abbiamo al Lido non è specializzata in pediatria, e quindi bisogna andare all'ospedale civile di Venezia. L'inserimento immediato di un pediatra 24 ore su 24, perché noi abbiamo 2 pediatra al Lido, e queste pediatra coprono soltanto 3 giorni su 5, perché devono, oltre che coprire il Lido, una deve coprire Murano e l'altra deve coprire anche Pellestrina. Quindi 3 giorni su 5 al Lido, 2 giorni su 5 a Murano, 2 giorni su 5 a Pellestrina. Quindi non c'è continuità pediatrica. Potenziamento del trasporto pubblico. Ma quali? Il nostro trasporto, sì, perché come dicevo durante la notte non c'è possibilità di arrivare con mezzi pubblici all'ospedale, e anche il potenziamento del trasporto di elisoccorso e di idroambulanza. Abbiamo un elicottero, non qui a Venezia, ma c'è la piattaforma che lo accoglie, ma purtroppo è successo che andasse in avaria, che non arrivasse mai, e che quindi non adempiesse alle sue a tutto questo, al suo compito. Insomma, tutto questo arriva in questo lavoro di questa anteprima del documentario, come dicevo prima, di Mai Più, fatto giusto da Ruggero Dalla Santa, giusto, regista, Elisa? Sì. E in questo documentario, che il primo appuntamento sarà appunto il 4 di settembre alle ore 18 presso il Centro Culturale Vettor Pisani, giusto, in via Pisani 10 al Lido di Venezia. Sì, e lì sarà un po' un excursus, no? Evviva la bimba! È un excursus di quello che è la situazione sanitaria, diciamo, no? Sì, racconta un po' com'è la situazione a Venezia e Isole, la situazione sanitaria a Venezia e Isole, e racconta anche quello che è successo in questi ultimi mesi. Certo. Quello che abbiamo fatto, i nostri incontri con la cittadinanza, i nostri incontri con l'assessore alla sanità regionale Emanuela Lanzarin, la nostra partecipazione all'audizione del direttore generale dell'ASL 3 Edgardo Contato, siamo stati convocati anche in consiglio regionale
tutti i luoghi in cui noi abbiamo esposto le nostre richieste, e per cui aspettiamo ancora delle risposte che ci soddisfino. Certo, il documentario sarà poi riproposto il sabato 7 settembre alla Sala Laguna in via Buratti, appunto sempre al Lido di Venezia, alle 10 di mattina. Comunque questo poi lo manderemo insieme all'intervista, insomma questo riferimento. Dobbiamo dare precedenza alla bimba. Posso chiaramente darle qualcosa da mangiare? Sì, prego. Abbiamo perso troppo tempo. Allora, riprendiamo con Elisa Fioravanti, una delle mamme del gruppo cittadino per la sicurezza sanitaria pubblica del Lido di Venezia e Isole, perché c'era una necessità impellente per la bimba sua e quindi mi sembrava doveroso, insomma, fare una breve pausa. Allora Elisa, per tornare al discorso e per sintetizzare, il giorno 4 e il giorno 7 settembre e nello specifico il pomeriggio del 4 di settembre, ovvero e lo ripetiamo, in via Pisani 10 al Centro Culturale Vettor Pisani verrà proiettato un documentario intitolato Mai più, fatto da regista Ruggero Dalla Santa, che ripercorre un po' tutto quello che è accaduto e come Venezia vive, come i cittadini veneziani vivono, insomma, queste criticità. Quindi è un invito che auspica alle istituzioni e anche ai cittadini stessi di fare tutti la propria parte, e questa intervista non è per puntare il dito contro qualcuno, ma è perché appunto si auspica che dalle istituzioni e quindi anche dal sindaco Brugnaro, con il quale nei prossimi giorni contatterò, perché insomma il primo cittadino, autorità sanitaria locale pubblica, in questo caso di Venezia, è giusto che intervenga per questa questione che è importante per tutti, non solo per quanto riguarda la regione, quindi l'ASL che è il braccio operativo, insomma, la parte sanitaria. E come dicevo, non solo il giorno 4 ma anche il giorno 7 la mattina alle ore 10 alla Sala Laguna in via Buratti 1 al Lido di Venezia ci sarà appunto la proiezione di questo documentario. Una cosa carina e interessante che mi dicevi, che il giorno 4 alla fine della visione di questo documentario, al quale appunto invitiamo tutti, istituzioni, cittadini, tutti a venire a vederlo, in quell'occasione ci sarà alla fine del documentario un aiutami tu, mi dicevi, un'esibizione da parte di un musicista che suonerà della strumentazione ospedaliera come sedie a rotelle, stampelle e attrezzatura varia. Certo, Francesco Gibaldi, se non erro, no? Se ho letto bene, insomma, il nome. Quindi io ci sarò, verrò. Continueremo questa campagna informativa, perché è una cosa che facciamo per i nostri figli e non solo, e infatti in sottofondo risentiamo la tua bimba che giustamente ti rivendica come ogni piccolo bambino, figlio, che Dio voglia. E un ultimo messaggio tuo a chi ti ascolta per invitarli a venire appunto il giorno 4 e il giorno 7, Elisa. Sì, è giusto che tutti siamo al corrente della situazione sanitaria in cui stiamo vivendo, non soltanto i cittadini che vivono il Lido, vivono a Venezia, ma anche chi viene in vacanza, chi viene a vedere la mostra del cinema. Tutti hanno il diritto di sapere che se per caso hanno bisogno di un pronto soccorso può essere difficoltoso raggiungerlo. Al Lido non c'è un'assistenza pediatrica 24 ore su 24, quindi chi arriva con dei bambini, chi arriva con le famiglie deve sapere che com'è la situazione, trovarsi in difficoltà. Certo, e con questo chiaramente noi ritorneremo, vero Elisa? Io ti ricontatterò, ritorneremo sull'argomento, rifaremo, vero? Perché è un tema, non tutto che abbiamo fatto finora. Certo, è un tema che interessa tutte le famiglie, tutti i cittadini, e quindi molto importante proprio per questo motivo qua. E detto questo, insomma, auguro a te una buona giornata, torna dalla tua bimba, e ai nostri radioascoltatori ci risentiamo più avanti durante l'evento, se non dopo, insomma, però ritorneremo a parlare di questa sanità pubblica in quel di Venezia. Grazie e buona giornata Elisa, e anche ai nostri radioascoltatori. A te Gwendalina, grazie.